Ecco qua. Allora, ciao a tutti ragazzi, sono in compagnia di Diego Ciao. e allora, questo signore di nome Diego ci ha dato il consenso di poter fare una indagine paranormale in forma privata perché il parco non è stato aperto al pubblico, il mercoledì è chiuso, perciò si è dedicato completamente a noi in questa indagine. Oggi è il 20 marzo 2024, le ore direi quasi le 11. Adesso il signor Diego vi spiegherà la sua passione tutto quanto, da dove nasce questo parco e perché viene definito il Parco delle Streghe. Prego. Sì, allora intanto ringrazio della vostra disponibilità di essere qua. Il parco è chiamato Parco del Soio e il Soio è un sperone roccioso che è vicino a questa antica contrada di Covolo, che è una delle più antiche di tutto l'altopiano di Asiago. Pensate che la chiesetta è del 1089. E questo sperone roccioso, che così è chiamato Soio, e poi successivamente ha preso proprio il nome, il parco di arte contemporanea, Parco del Soglio. Soglio cosa vuol dire? È una domanda che tutti mi Ecco chiedono. un punto. Allora, ci sono, in particolare io ho preso la definizione delle persone anziane del posto Ah, e mi hanno sempre detto che è trono. Per loro Soglio vuol dire trono. avete capito, Soio vuol dire trono. A Trono. proposito, noi siamo il gruppo IPU, Indagini Paranormali Urbex. E il Signore, ripeto, l'ha aperto apposta per noi, perché tu confermi che non hai mai fatto fare indagini paranormali No, no, qui. assolutamente. Ecco. Quindi noi abbiamo l'esclusiva. Ecco, dopo la contrada Covolo è una contrada meravigliosa, storica. C'era un villaggio preistorico del 4000 a.C., dove sono state fatte delle ricerche della sovrintendenza negli anni 70 e hanno scavato, hanno trovato tutta una serie anche di pezzi di ceramica che sono stati portati al museo di Sant'Orso, qui vicino a Schio. E la cosa interessante è che hanno trovato uno strumento che era una pintadera, era uno strumento che serviva per dipingersi il corpo. Ma dai, Dunque, questo era un'area molto, molto trafficata anche nel periodo, diciamo, preistorico, proprio perché c'era questa valle che collegava la pianura con la montagna. bello E questo. dunque era un punto di passaggio molto importante e dunque anche nei secoli ha sempre avuto qualcosa sì, di particolare. E dopo la cosa importantissima, c'è la fonte d'acqua. Ecco, questa è una cosa importantissima perché voi La sapete, fonte d'acqua è quella dove ci sono vicino, una volta si diceva che andavano a lavare i panni. sì, possiamo dire anche così, insomma, però diciamo la fonte d'acqua, come se voi sapete, qualsiasi civiltà nasce se c'è l'acqua, perché l'acqua è la fonte Esatto, più importante per primaria di vita. l'esistenza, esatto, Mm. e vita e tutto quanto. Ecco, e dunque ho scoperto questo luogo abbandonato, era già abbandonato, io sono arrivato fine agli anni 90, però era già da 30 anni che era abbandonato, completamente abbandonato, non c'era più la strada, era praticamente era franata per Granata arrivare giù. qua. Dove siamo noi adesso, qui era tutto, diciamo, era bosco e noi infatti quando ho acquistato l'area i primi anni sono stati anni di lavoro perché si Eh beh, doveva disboscare e perché la natura si aveva riappropriato un po' del pian piano luogo. del suo Ecco, habitat. e noi un po' alla volta con la famiglia, fratello e amici abbiamo cominciato a pulire e abbiamo tirato fuori le cose belle di questo luogo. La Esatto. bellezza di questo luogo è stata soprattutto perché nell'abbandono è rimasto integro il paesaggio, Eh, tutta la morfologia del territorio, i muri a secco, le masiere, no, le calcare, diciamo le pozze d'acqua, sono rimaste come erano 70, 80, 100 anni fa. pensa te. Ecco, questa è stata una cosa molto bella praticamente noi abbiamo solamente pulito e le cose belle del Sono territorio riemerse. sono riemerse. Ecco. Mi puoi spiegare la parte della leggenda delle streghe che mi hai detto qui? Beh, allora, diciamo no, il soio viene detto anche il soio delle streghe, no? Infatti in certe cartine topografiche oppure cartine turistiche, soio delle streghe.
Ma c'è un detto, no? Allora io ho parlato con gli anziani, no? Perché Sì, gli anziani sono una fonte inesauribile per queste beh, cose. Loro mi hanno sempre detto che dicevano il sogno delle streghe per tenere lontano i bambini, perché in questo luogo, in particolare in questo sperone, si lavorava il tabacco, c'era questa lavorazione del tabacco. addirittura. Esatto, perché il tabacco in queste contrade c'era, si poteva dire, ma non si poteva dire, però era una fonte di reddito anche la coltivazione del tabacco e la lavorazione del tabacco. Sì, c'erano anche le E dunque fabbriche robe varie per poi. tenere lontano i bambini, no, perché questa è una contrada che era molto viva parecchi anni fa, raccontavano, lì ci sono le streghe, non andate, non andate. Però si parla anche di streghe, comunque della storia, la leggenda dice che ci sono delle streghe, è quello che hanno detto tante persone, come si chiamano? Iguane? Sì, le anguane, dopo, guarda caso, noi abbiamo anche un artista che ha realizzato delle anguane in ferro, che dopo magari ve le mostro. E, questa artista è una anche che le ha anche studiate, no? Le ha messe Sì, anche in evidenza. Di solito le anguane sono molto vicine ai corsi ai d'acqua. fonti d'acqua. Qui non abbiamo proprio corsi d'acqua, noi abbiamo quella fonte che è vicino, che è proprio in centro a questa contrada Coro davanti alla chiesa, però il posto forse più rinomato e più corretto sarebbe il Chiavone, e che è questo torrente che si trova sotto un paio di chilometri da qua, forse anche meno. C'è questo chiavone bianco e chiavone nero che esce proprio dalle rocce, e lì ecco il luogo è molto più consono per queste figure, no? Proprio perché c'è questa fonte, no? Questo ruscello molto Sì, sì, in sì. mezzo, passi in mezzo alle rocce, no? E c'è sì questi detti che qualcosa, insomma, ecco, ma parliamo sempre, ecco, di storie popolari, ecco, dopo qualcosa di buono c'è sempre perché nella storia popolare. C'è sempre qualcosa di un po' di verità, c'è sempre. Esatto, perfetto, insomma, ecco. Ma ti è mai capitato qui in mezzo a sti posti di percepire qualcosa? No, direi comunque che il luogo è molto particolare, c'è una forza, infatti certe persone sensibili che vengono in questi luoghi, questo luogo, sentono una forza positiva, ecco, sarà la tranquillità, come anche adesso lo Tu sei stato sentite. ancora di sera qui, cioè a girare qualche Sì, sì, volta? beh, noi dormiamo qui alla sera, dunque non abbiamo nessun problema, Di però. sera, a parte i rumori di animali o robe varie, te mai, mentre vai fuori e girando, che o non hai mai No, percepito a qualcosa? dire la verità, no. Dopo a me, io amo il bosco, no, io anche la sera delle volte vado, quando sono qua, giro per il bosco con la pila, perché il bosco è una protezione, a me il bosco Ti è porta un'entità, tranquillità? sì, 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 mi protegge, non ho assolutamente paura di muovermi, insomma, perché dopo, sì, voglio dire, animali feroci non ce ne sono, voglio dire, dunque, insomma. Il massimo dell'animale che ti è capitato qui più... No, qui abbiamo i Vabbè, ma i la tassi non volpe, sono no, aggressivi. volpe, ehm, Le volpi non sono caprioli, aggressive se ma non hanno no, qualcosa da... no, no, no. Sono incuriosite più che altro le volpi, Sì, sì, no, no. generalmente. No, ti assicuro, qua è un posto abbastanza tranquillo. Diciamo che il periodo primaverile è molto bello perché, C'è fioritura, c'è tutte mamma altre mia, anche gli cose. animali Escono, certo, li senti, dall'etargo. insomma. Ecco. E dunque, insomma, però ecco, questo voglio dirti, le persone che vengono qua, persone sensibili, percepiscono, ecco, qualcosa di buono, insomma, una Allora, forza qui secondo positiva. me c'è aria di leggerezza, molta leggerezza, cioè non senti comprimere delle cose come quando vai in un luogo dove ci sono negatività, tutte quelle cose lì, no. Qua, a differenza, si percepisce proprio un relax totale. Poi adesso pian piano prenderemo, con Diego facciamo dei bei giri qua, attivando la Spirit Box, perché comunque, come si sa, ogni luogo, le entità girano sempre, che siano negative o positive, potrebbe essere anche tutte negative, positive, però comunque anche nelle nostre case, nei nostri luoghi dove andiamo, anche attorno all'uscello, al bordo della strada dove c'è un incidente, cioè, noi diciamo sempre che quando la persona muore, se per esempio ha avuto qualcosa legato a quel luogo, probabilmente il corpo resta al cimitero, ma l'anima in genere può tornare a vagare anche dove ha vissuto.
Qui adesso i terreni da che periodo parliamo qua, lo sai? Come? Da che periodo partiamo di questi terreni qua, con la storia così, Ma secondo diciamo che te? il pezzo qua della del primo blocco qua si parla del 1600. Eh, No, quindi dopo anche qua dentro una bella indagine si potrebbe anche fare. Vediamo come prendere la linea perché se tanto mi dà tanto questa casa, qualcosa può avere dentro. Proprio per l'antichità che ha questa casa sì, qua. sì. Sì, sì, dopo noi abbiamo mantenuto il focolare, che secondo me è la cosa più importante, no, della casa. E hai fatto bene, dopo ti spiego Eh, anche il perché. e dunque, insomma, ecco, e dopo sì, diciamo anche la natura stessa è una natura forte, abbiamo delle querce veramente importanti, e dopo abbiamo tre querce, Sì, no, in fondo, lì al campo, che gli anziani anche del posto qua mi dicono, anche quelli più anziani, sì. mi dicono che le hanno sempre viste così. Cioè, io Le sono querce qua sempre ormai fatte allo stesso modo? non crescono, sono sempre così. E loro erano bambini, Vediamo un segno, nel a senso, lei vedevano grandi così. Adesso che io sono qua ormai da 25 anni, le ho sempre viste così. E loro mi non sono dicono, mai aumentate, no, no, mai... no, sono sempre... Potrebbe essere anche comunque un segnale perché a sì, volte noi le sì, percepiamo anche vicino delle piante, vicino, sì, cioè potrebbe capitare. pensa che mio fratello dice sempre, sembrano quasi tre streghe, no? Quelle tre querce, no? Vengono chiamate le tre streghe e le No, tre querce. mio fratello, così parlando così Mm-mm. delle volte, dice, ti dà l'impressione adesso che sono tre, Tre streghe, sì, sembrano. hanno una loro forza, insomma, hanno la loro identità che esce da quella che è, no, la pianta. Dopo, sì, dopo ci avviciniamo e vediamo Sì, sì, come... Quindi dopo, mentre sì, sì. cammineremo, noi porteremo in mano la spirit box, ovviamente, le apparecchiature le mettiamo in certi punti. E avrò Diego, perché io sono qua in mezzo, mi ci perderei, quindi sicuramente avrò Diego dietro con me, mi illustrerà un po' i punti dove potrebbe esserci qualcosa, vediamo un attimino insieme e facciamo la prova, perché secondo me, se tanto mi dà tanto, potrebbero essere anche per dirti streghe Wicca buone, non è detto se c'è qualcosa. Sì, ma fino adesso, secondo me, siamo così entrati in questo spazio che, Mm, vuol dire, facciamo parte anche di questo spazio, eh no? sì, Dunque, poi voglio loro ti dire, percepiscono in bene se ci sono, se c'è qualcosa qui, perché vedono che tu lo curi, lo tieni bene, no, penso proprio di sì, quindi lo insomma. apprezzano molto queste cose. Sì, dopo, insomma, io credo, come ho detto, da quando abbiamo anche il biglietto, quando abbiamo una prenotazione, abbiamo sempre persone positive, ecco, che vengono. Beh, per forza, perché uno che dice che devono rispondere a qualcosa, vado a spendere perché sono interessato, se no Sì, ma già la dopo. strada da venire su qua da te, Sì, sì, bisogna bene. Noi sicuramente. abbiamo fatto in macchina, però se la facciamo a piedi è E ancora grazie a Dio, più. ragazzi, che è venuto giù a prendermi lui, perché a venire di sopra veramente da... No, bisogna essere attrezzati, Sì, bisogna, sì, dopo quando le persone che vengono qua, dico sempre, non dovete pensare all'orologio, non esatto. dovete avere il tempo giusto per girarlo con calma, ci mettete 2 ore, 3 ore, 4 ore, va Mm. benissimo, perché è una scoperta continua, insomma, ecco, Guardate che la prima cosa che mi ha guardato sono le scarpe se avevo degli... Io generalmente porto sempre l'antibios o stivali perché quando si vanno in questi posti ti devi arrampicare, devi scendere, salire, strade disestate, quindi capisci bene che gli stivali, se dovete venire qua, usate degli stivali perché è importantissimo. Quindi lui adesso vi dirà dov'è la località perché ho aspettato che lo pubblicasse lui, il luogo, lo pubblichi tu, dici tu dov'è, così il se luogo. vuoi qua. No, beh, questo è Covolo di Lusiana, in provincia di Vicenza. Che quando lo cercano su Google si scrive Il parco, Parco del Soglio, ormai siamo dappertutto perché anche su Google metti Parco del Soglio ti danno le Parco del indicazioni. Soglio Vicenza. Tra l'altro io ho letto che è uno dei parchi più importanti d'Italia questo. Sì, no, diciamo che noi è un Aspetta che parco. cambio un altro video perché sennò poi quando li carico da oltre 15 minuti ci metto un'ora su YouTube. Va bene, tranquillo. Facciamo un altro... Nessun problema. Eccoci qua, seconda parte, Parco di Soglio, Vicenza. Lui e Diego ancora, ecco. Sì, sono Non è sempre qua. cambiato, è sempre lui. Sono io. No, diciamo che se tu clicchi Parco del Soglio ti danno nuove le indicazioni. Ecco. Diciamo che è un parco molto particolare, nel senso che intanto non è nato per far business, questo parco è nato per passione. E prima è nata la nostra ricerca di trovare la tranquillità, un posto fuori un po'
non fuori dal mondo, che non siamo fuori dal mondo, No, beh, però effettivamente no, un però posto un po' devi, apartato, un devi po', ecco. venirci apposta per vederlo perché Esatto. sei appassionato, se no non ci vieni E fino qua. dunque, come è stato costruito anche le opere, le installazioni d'arte, gli artisti che hanno lavorato qua, vedi che c'è molto cuore, ecco, le persone che hanno Esatto, visto anche altri parchi, dove certi parchi hanno fatto queste installazioni in un campo, mentre qua invece è una ricerca perché esatto. ogni anfratto è stato studiato, pulito, inserito dentro l'opera, gli artisti vengono qua, girano e dopo propongono qualcosa, Mm, propongono l'installazione. E là troviamo un po' un punto di incontro. ma è anche giusto. E dunque questa cosa qua la vedi, la noti, no? E Esatto. dunque le persone che hanno visto anche altre parchi quando vengono qua si sentono un po' a casa, non c'è questa distanza, no, con l'opera d'arte, no? E beh, E ma è bellissimo, dunque qui come esposizioni è il posto ideale, secondo e me. dunque a dimensione, dico, umana, non abbiamo delle grandissime installazioni qua, Mm. però abbiamo delle installazioni importanti che potrebbero stare in qualsiasi museo d'arte contemporanea, voglio dire, per quanto cariche sono, non di significato. E dunque dopo si integrano perfettamente nella natura. Noi non abbiamo toccato niente, noi abbiamo mantenuto la Ma natura avete fatto com'era. bene, perché Abbiamo oggi come oggi pulito è e raro oggi dopo come abbiamo oggi. inserito le installazioni, parlando sempre con l'artista, nel posto giusto, no, è come che ci fossero sempre state, ecco, la nostra idea, no, di queste installazioni è come ci fossero sempre state, non è che perché ha 10 anni, no, sono qua da 50 anni, Vedi, no, questo è la forza di è questo bello parco, le questa persone che cosa. vengono qua capiscono questa cosa, si trovano a loro agio, e dopo è tutta una scoperta perché qua quando giri nei sentieri in mezzo al bosco, Cosa che dici, io se non c'è lui mi perderei. beh, noi quando vengono qua i turisti, noi diamo una planimetria, no, di carte in Ah sì, A3 come gli altri dove sono nata, e sì sì. bisogna girare, no, andare alla ricerca, noi diamo un'indicazione di massima, no, perché sennò. Però dopo vedo che nessuno si è perso fino adesso, voglio dire, Ah, se insomma. no io prendo il telefono, cari miei, Diego, mi son persa. No, a parte che oggi veramente sarà lui vicino a me perché io da sola a girare in un Sì, parco sì, adesso enorme. c'è anche nebbia, insomma, è Ecco, no, un po' è giusto il tema, dopo capirete perché dopo faremo anche in diretta, quindi si vedrà Sì, poi sì, va tutto. bene, insomma, Questo te l'ho ecco. voluto fare anche perché poi è bello che resta anche a te come Sì, sì, hai benissimo. capito. E noi che riusciamo a pubblicarlo perché comunque si porta una testimonianza di una parte di storia molto bella, anche questa. Sì, dopo qua anche la contrada, c'è una forte identità, anche le persone stesse sono persone positive, cioè la contrada Mm. è una contrada positiva dove tutti si rispettano, c'è veramente, insomma, È proprio il paesino familiare, sì, e praticamente. questo è molto bello Vabbè, perché, sì. insomma, dopo vedi anche in giro che purtroppo le contrade si stanno spopolando Quindi perché avete ancora gli anziani tipo sulle panchine che fanno Facebook umano? Purtroppo No, no, internet, Facebook umano. comunque fino a 10-15 anni fa c'erano, sì, adesso un po' meno perché Ti purtroppo ricordi, 10-15 anni fa erano spesso gli passati, anni scusa, ci sono passano. novità oggi, queste sapevano Lo so, tutto. lo so, No, lo era so. la parte bella, ragazzi. Purtroppo invece adesso sì, c'è questo spopolamento, le Mm. contrade, ogni tanto arriva qualche persona dalla pianura, no, che prende possesso, però non è più come una volta, insomma, Beh, voi come purtroppo fratelli siete stati in gamba comunque a fare sì, un qua posto così. insomma anche la famiglia, siamo stati un bel gruppo, Eh ecco, sì, che anche ci tuo abbiamo... papà poi. Sì, beh, Vogliamo ricordare come si chiamava tuo papà? mio papà è Severino Morlin, un pittore, scultore, Quindi fa che ha parte dato proprio molto anche dell'arte. al parco, perché insomma il parco è nato, guarda caso, grazie a lui, perché quando abbiamo sistemato la casetta ho detto al papà, papà potresti farmi delle figure simboliche, no, dei protettori della casa. E lui mi ha fatto Che dopo lo vedremo bene da vicino comunque. queste sculture, quattro sculture che è un cardinale, l'ognomo, il befano e il E carabiniere. infatti io prima cosa ti chiesi quando sei arrivata scesa dalla nave, ho detto, ma poi mi sognomi? E gli ho detto, ma sognomi? E mi fa, sì. No, Sì, è e questi bello perché poi sono... porti i bambini, è tutta una Sì, magia no, anche. no, e poi devo dire anche che le famiglie che vengono qua, cioè è bello vedere i genitori, no, che Mm, spiegano i bambini, no, questo è un gnomo, li portano in giro. Vedo che eh alla beh, fine, insomma,
è un percorso che alla fine gli rimane qualcosa. Ecco, questo è importante perché i bambini sono delle spugne, no? hanno bisogno Assorbono sempre di tutto. input. Esatto, e vedo che alla fine, insomma, li vedo molto contenti, un po' stanchi perché camminare, Beh, però alla fine ma gli tutti rimane questi li qualcosa. hai disegnati tu, li hai fatti tu No, questi? no, qui sono varie persone, ecco, che mi hanno Quel leone là secondo. incastonato No, ma quello l'ha fatto il papà anni fa, l'ha all'inizio fatto qua. tuo papà? Sì, sì. Ah, lui, insomma, ma non ha niente a che fare, È no. molto particolare anche quello lì, vedi, Sì, sì, la ma, faccia lì che ha, il viso e il volto che ha, sì, ma qua c'è il tubo. un po' di storia, insomma, ecco, Beh, aggiungiamo, insomma. Dunque è un viaggio, no? È un viaggio, questa costruzione del parco è stato un viaggio sinergico. Non so chi, c'era qualcuno che diceva che è più importante il viaggio che la meta, no? esatto. Puoi leggere tu quella cosa là in alto che è molto bella, la bellezza? Allora, la bellezza non è una qualità delle cose stesse, essa esiste soltanto nella mente che le contempla e ogni mente percepisce la diversa bellezza. David Hume. Vedete, ha anche dei bei pensieri appesi. Eh sì, perché qua la bellezza, dopo cos'è la bellezza? La bellezza è difficile da descrivere, no? Bravo, l'hai detta Cos'è bene. l'opera d'arte? La bellezza ce l'ha dentro, ognuno ce l'ha dentro, no? La sua Esatto, la bellezza. bellezza non è quella esteriore, è quella E interiore. dopo io dico sempre, no, che quando si parla anche di opera d'arte, no? Cos'è l'opera d'arte, no? Io dico sempre che l'opera d'arte, cioè se qui in questo luogo c'è l'opera d'arte dell'uomo, fatta, le opere fatte dall'uomo, e poi c'è la natura, no? Esatto, I fiori, no? Gli alberi, le querce, gli olmi, no? Però io dico sempre, no, che nessuno batte un'opera d'arte tipo un fiore, cioè voi bastate che prendete in mano un fiore, prendete in mano un fiore e lo guardate, ma cos'è più bello di un fiore, di una margherita, di una rosa? esatto, e neanche i fiori quando si regalano una donna presi, comprati dentro un florista, bisogna prendere sul campo lì Cioè, dove si non trovano, c'è che ha valore più paragone, bello per voglio una dire, donna. cioè, cos'è una basilica, vuol dire una chiesa, un dipinto, un affresco, no? Di fronte a un fiore. Cioè, Esatto, non c'è paragone, cioè l'artista che ha pensato di fare quest'opera, quello è il vero ma questa artista. comunque è un'opera d'arte vivente, poi comunque, Sì, no. E dopo oltre alle stagioni, no, perché qua questo parco è interessante anche le stagioni, adesso la primavera è interessante, come interessantissimo anche l'autunno, l'inverno, esatto, cioè, e dopo le opere stesse, nell'opera d'arte, no, più restano qua, più acquistano la patina del tempo, più diventano esatto. interessanti, più diventano belle, più fanno parte del parco, più fanno veramente, si integrano come fossero quasi dei fiori, no? Dei fiori, invece sono delle sculture fatte dall'uomo, insomma, ecco, questo Adesso ti chiedo una cosa, o mi ci manda è. o mi risponde. Allora, io volevo chiederti, tanti mi dicono, a me mi chiedono quelle cose che facciamo noi come i più di indagini Eh, paranormali. Moira, ma secondo te gli animali hanno un'anima? E io ho detto, certo che sì, mm. gli animali, anche quelli come noi persone, hanno un'anima. E poi mi hanno chiesto, le piante, tutte quelle cose lì, hanno un'anima? Certo che sì, gli ho detto, perché qualsiasi cosa vivente, secondo me, un'anima ce l'ha. Tu cosa ne pensi? No, io penso adesso parlare di anima, Mm, non so se è la parola corretta, perché qua bisognerebbe essere un po' filosofi, mm, però che le piante capiscono, sì, percepiscono. percepiscono qualcosa, sì. Faccio anche un esempio semplicissimo. Nei nostri sentieri, no, e vedi, no, che quando la gente passa, il sentiero è sempre pulito. Le piante addirittura non crescono più da qua, da questa parte qua, crescono dall'altra parte. Avete Perché, capito? perché secondo me percepiscono che c'è questo calore umano, che c'è questo movimento, no, positivo, questa energia, e dunque non vogliono interferire, no, si È mettono bello da come lo stai parte. spiegando, Sì, si molto mettono da bello. parte e secondo me anche la nostra manutenzione delle volte, no, è molto puntuale. Diciamo che va bene l'erba, no? Però le piante le vedi che però basterebbe, no? Non passare per quel posto per 2 o 3 mesi e Esatto. secondo me le piante non Si ria- crescono, si ria- esatto, crescono
cioè, mentre invece se c'è passaggio di movimento di gente, di turismo, di turisti, secondo me capiscono e dunque sono anche intelligenti, riescono anche a percepire, ecco, Perché il queste... rispetto è verso le persone, ma anche verso la natura e le cose, su tutte le cose. Sì, ma Andrebbe avere dopo secondo rispetto. me loro capiscono anche la presenza, voglio dire, no? La nostra presenza, secondo me capiscono la Eh presenza. sì, Cioè, voglio percepiscono dire, tutti gli animali, le cose, le piante, tutto quello che vive, i fiori, cioè sì, secondo sì, me sì, tutto percepisce, tutto è vivo. sì, sì, io sono sicuro di questa cosa qua, insomma, ecco. Ecco, Ehm, noi adesso andiamo a pigliarci il caffè e dopo ce ne andiamo avanti con il tour che facciamo sta indagine, ragazze, così prendiamo l'indagine che per loro